Cari telespettatori, eccoci insieme, siamo in diretta e ci fa molto piacere avere con noi in studio Luigi Brugnaro, ben arrivato qui con noi, ben ritornato dopo un bel po' di tempo, titolare Grazie. di Umana, lo sapete, patron della Reyer naturalmente per il basket, presidente di Assolavoro e delegato di Confindustria, delegato nazionale di Confindustria e in modo particolare per il Veneto per quel che riguarda l'Expo 2015. Expo di cui fino a poco tempo fa si è parlato veramente poco, non nel modo opportuno, salvo poi quando succedono le solite cose all'italiana, andare agli onori, anzi ai disonori della cronaca. In realtà deve essere una grandissima opportunità, non tanto e soltanto per Milano quanto lo si dice per l'Italia, per un rilancio, insomma come lo è stato per Shanghai la passata edizione. Quando l'hanno fatto a Parigi è stata la Torre Eiffel, tanto per capirci che momento importantissimo Esatto. sia. Ma il problema è che non tutti ci credono, è come il discorso dell'Europa, ormai non ci si crede più, sono delle opportunità però sono valutate, ci si entra male e poi finisce che va anche in peggio. Allora, con il Veneto, partiamo da questo. Sì, chiariamo intanto che cos'è l'Expo comunque. L'Expo è una grande opportunità evidentemente, è una grande esposizione mondiale, cioè comunque viene fatto a prescindere da chi ci crede o non ci crede. Cioè ogni 4 anni vengono fatti diciamo, un punto della situazione mondiale per vedere lo stato diciamo, della cultura, dell'innovazione scientifica, del livello di civiltà che il mondo diciamo, in qualche modo ha guadagnato. L'ultima volta è stata a Shanghai e siamo andati, penso un po' tutti, cioè il mondo che vuole conoscere, vuole collegarsi, eccetera, va a vedere non solo quello che fa il proprio paese, ma anche quello che fanno gli altri. Verrà fatta questa grande esposizione universale a Milano, ci arriveremo in maniera locambolesca, ma questo è proprio classica dell'Italia. Pessima evidentemente la figura sulle tangenti e così via, però potrebbe essere l'occasione, ancora l'Expo magari, di andare giù pesante, molto più pesante di quello che si è fatto la volta scorsa con le tangenti. Potrebbe essere anche questa un'opportunità, se il governo, come sembra, di epurazione, esatto, parliamo proprio così. Così, quando ci sono queste robe qua, stavolta andiamo giù pesantissimi, secondo me. E sembra che il governo abbia preso questa direzione e secondo sempre il mio parere è opportuno, non è il caso di non volerne parlare. Cioè fa parte anche questo del livello di inciviltà del nostro paese che va risolto. Questo per quanto riguarda la parte, diciamo, brutta, tangenti che sono uscite. Se deve esserci altro si estirpi tutto. L'Italia ha bisogno di pulizia da questo punto di vista. Dopodiché parliamo però di quella che è l'esposizione vera e propria e quello che sarà e quello che è l'opportunità invece della gente che lavora, perché sennò purtroppo fa sempre più rumore il solito albero che cade piuttosto che la foresta che cresce, frasi fatte però che è la verità, cioè per fortuna l'Italia va avanti sulle gambe di tanta brava gente, lavoratori, imprenditori, funzionari di ogni genere che sinceramente lavorano per la propria famiglia, per loro stessi, ma anche per il paese, questo va ricordato, sono tanti, ripeto, e sono più spesso attenti al lavoro, in questo periodo è durissima, piuttosto che alle proteste o alle polemiche continue, che invece vediamo che ci sono alcune persone che sono invece particolarmente brave nel fare polemiche continue e stanno effettivamente bloccando il paese. Noi abbiamo questa grande sfida, dico l'Expo perché è evidente, è mondiale, ma anche una sfida sociale da vincere come paese. Dobbiamo rilanciare il nostro territorio. Allora l'Expo, siccome raccoglierà, a Milano si presume, dal 1° maggio, lo ricordiamo le date, dal 1° maggio 2015 al 31 ottobre 2015, a Milano ci saranno più di 100 stand, 100 padiglioni, 140 padiglioni scusate, di paesi esteri che racconteranno il loro livello di civiltà. Ovviamente il pezzo forte sarà il padiglione Italia e tutta l'area che verrà messa a disposizione per l'Italia, paese ospitante, anche per le delegazioni ufficiali e così via, e per regolamento tutte le delegazioni ufficiali dovranno passare per il padiglione Italia per rendere omaggio al paese ospitante. Questa è la regola proprio dell'Expo. Okay, per cui avremo il mondo con gli occhi addosso in quel periodo. Ci interessa o non ci interessa? Penso che ci interessa. Che cosa sta facendo il Veneto? Allora, per le aziende che vogliono andare a esporre a Milano, non serve che lo dico io, ma è evidente, Milano ha una sua organizzazione, si è data una sua organizzazione diciamo da parecchio tempo, ha un'organizzazione anche commerciale, per cui se poi possiamo essere utili per far ponte o per creare condizioni, ben volentieri. Ma diciamo che noi non ci stiamo occupando della presenza delle imprese venete a Milano, se non invece per portare l'apporto del Veneto, della nostra gente, all'Expo, alla esposizione universale. In che modo? Noi pensiamo che mentre a Milano giustamente ci sarà questa esposizione di prodotti, di culture, con eventi di ogni genere, di ogni spettacolo, e ci auguriamo che vada bene e abbia un grande successo, noi perché questo abbia successo vogliamo anche far sentire l'Expo anche nostro.
E come il governo, già gli ultimi 2 governi, le uniche cose che non hanno tagliato sono stati i fondi all'Expo in generale, credo anche correttamente, perché? Perché dicono che lo Stato, ed è giusto, voglia un Expo diffuso nel territorio. Ecco, noi vogliamo essere una parte di questa diffusione. Cosa abbiamo pensato? Noi abbiamo pensato che invece che una presentazione fieristica dei prodotti, noi vogliamo mettere le imprese, il nostro lavoro, gli artigiani, i commercianti, tutto il sistema della cooperazione e i sindacati compresi, abbiamo fatto un grande accordo che per la prima volta è stato fatto in Veneto, inclusivo, sotto la regia della regione, del governatore, direttamente del governatore Zaia. Abbiamo costruito un grande evento che sarà un grande sistema esperienziale di come possiamo far vivere ai nostri ospiti, che oltre ai 20 milioni dell'Expo noi abbiamo tutti gli anni, far vivere le nostre imprese, i nostri prodotti, la nostra manifattura. Il titolo dell'Expo è Nutrire il pianeta, energia per la vita. Allora, nutrire il pianeta energia per la vita non vuol dire soltanto alimentazione e sostenibilità ambientale, che è il taglio prioritario che viene dato a Milano, esatto. Ma energia per la vita noi lo pensiamo come una questione molto più ampia che riguarda la persona, cioè cos'è prima di tutto la vita se non la persona stessa, e per cui l'arricchimento della persona vale nei rapporti, nelle relazioni. La nostra società italiana, in questo caso veneta, può dimostrare al mondo che cos'è la nostra manifattura, il nostro livello di qualità. Lo dimostriamo partendo dalla cura delle nostre stesse persone, per cui anche il benessere delle persone. Per cui l'idea di stare bene, il nostro sistema sociale ci consente, a differenza di tante altre parti del mondo, di essere più sicuri, anche se noi viviamo in questo momento di grandi crisi, di grandi incertezze. È comunque un sistema molto più protetto, molto socialmente più vivibile di tanti altri posti del mondo. Dobbiamo farlo vedere al resto del mondo, il nostro livello sanitario, il nostro livello anche estetico, l'idea della cura della persona, per cui immaginatevi tutta l'industria orafa, l'industria della moda, della borsa, del pellame, delle scarpe, serve o non serve alle donne, alle persone nella relazione con gli altri? Per quello l'Italian Style, perché siamo noi che siamo belli, che siamo aperti, noi che abbiamo i sistemi di sicurezza e di protezione anche nei posti di lavoro. Faccio degli esempi, qui i laser per esempio che controllano che le mani non vengano perse sotto una pressa, cosa che succedeva in altri tempi e forse funziona ancora oggi in Cina. I nostri prodotti che sono atossici, che non hanno materiali tossici, che proprio tutte le incombenze che spesso le aziende lamentano perché i costi sono elevati, di controlli eccetera, però vogliamo raccontargli ai cinesi e al resto del mondo che i nostri prodotti sono molto più sani, sono molto più controllati, che noi non diamo, ecco, tutta la filiera del freddo. E allora abbiamo immaginato, finisco subito, solo per dare il taglio, noi abbiamo immaginato questo grande sistema informatico, un grande portale a disposizione degli ospiti, per cui dei giapponesi, dei cinesi, degli australiani che verranno in Italia, e vogliamo che loro stessi cerchino gli eventi, li abbiamo chiamati così, che ogni impresa liberamente potrà fare. Farà questo accesso a questo grande portale internazionale che verrà tradotto in 25 lingue e sarà presentato prossimamente, penso nel mese di giugno, direttamente dal Presidente Zaia, per cui nessuno l'ha visto ancora. È un portale che raccoglierà tutti gli eventi che le aziende piccolissime, medie, grandi, grandissime faranno nel Veneto per far vedere la propria azienda, per far vedere come si lavorano i prodotti, per far vedere quello che vogliono, ma che sia collegato ai temi dell'Expo. Noi abbiamo diviso tutto questo in percorsi tematici in maniera che agevoliamo la navigazione, un lavorone che va avanti da settembre, da più di un anno quasi, che abbiamo fatto congiuntamente a tutte le associazioni. Confindustria, con il Presidente Zuccato, si è messo in qualche modo all'inizio a capo di questa cosa, è stato quasi assunto con una totalità di interventi dal Consiglio regionale del Veneto di Confindustria ed è stato proposto a tutte le altre categorie che l'hanno accolto con una grande disponibilità, una grandissima partecipazione da parte di tutti i presidenti di tutte le territoriali provinciali di tutte le categorie, dalla Coldiretti alla Confcommercio, Confagricoltura, gli artigiani, tutti, il Veneto è dentro. Come ci abbiamo messo dentro le fondazioni bancarie, le fondazioni, istituti universitari, vogliamo metterci dentro il sistema ovviamente delle Camere di Commercio, con Union Camere, con il suo Presidente Ziglio, cioè tutto il sistema Veneto per la prima volta nel Veneto è veramente unito e compatto. È d'accordo anche. È tutto d'accordo, ma c'è un grande entusiasmo nelle associazioni. Noi abbiamo iniziato ed è già disponibile la possibilità per le aziende di inventarsi, basta che chiamino la propria associazione di categoria, sono dentro tutte per cui non c'è problema. Noi abbiamo un comitato tecnico che poi supporta da dietro le quinte tutti i vari funzionari che sono già stati formati nelle varie associazioni
di categoria. Quindi siete avanti da questo punto di vista? Siamo pronti, manca poco che il Presidente, quando il Presidente decide di fare questo accordo, di spiegarlo al mondo intero, sarà aperta la vetrina e sarà operativa il poter vedere da parte del cliente, fra virgolette, che è il nostro ospite, la possibilità di prepararsi il viaggio durante l'Expo anche in Veneto. Noi vogliamo che il nostro turismo, quello che va nelle città storiche, città d'arte, Venezia in primis, ma anche Verona, o tutto quanto il turismo balneare, chiamiamolo così, delle spiagge, piuttosto che il turismo religioso o tante altre fasce di turismo, anche più di nicchia, congressuale, eccetera, possano avere, e sarà così, per avere una disponibilità di esperienze nella nostra cultura veneta, per cui abbiamo pensato per esempio a dei percorsi anche culturali di carattere religioso, per cui posso vedere com'era l'alimentazione, com'era raffigurata l'alimentazione nella pittura del Cinquecento, in chiesette sperdute nelle montagne, nei posti più remoti. Vogliamo aprire il Veneto alle grandi querce secolari, ci sono dei luoghi straordinariamente belli, pensate per esempio all'Orto Botanico di Padova, e la storia che ha l'orto botanico, per cui la visibilità dell'orto non è soltanto raccontare le piante, ma raccontare la storia che era di Venezia, come Venezia quella di allora, quella vera, avesse pensato all'ospedale di Padova e a quel tempo ci si curava con le erbe, ed è per quello che ancora oggi a Padova c'è l'orto botanico, uno dei più grandi, se non il più grande d'Europa, dove ci sono delle piante che ancora arrivano dal Cinquecento, che erano curative, questa è l'origine. Spesso noi stessi non sappiamo quello che abbiamo. Mettiamoci in relazione, quando Milano finirà l'Expo, toglierà i padiglioni, noi questo sistema non lo smontiamo più, perché sarà il sistema Veneto, il sistema dell'accoglienza del Veneto, e farà capire che il radicchio è meglio vederlo su un campo piantato con l'agricoltore che te lo spiega, che ti fa vedere come si sbianca, come si semina, come si strapianta, com'è la filiera del freddo, quali sono i macchinari che servono per arare la terra, per coltivarla, qual è il sistema industriale che consente di costruire le celle frigorifere, i camion frigorifero, come è la nostra logistica, come noi riusciamo a mandare i nostri prodotti, famoso Made in Italy, in giro per il mondo, com'è l'industria orafa, quali sono gli effetti che danno sulla psicologia della donna, della persona, le relazioni esterne, la cura della persona, la cura in tutti i sensi, anche quello delle terme, delle oasi, di tutti quanti i grandi spettacoli culturali, dalla Fenice all'Arena di Verona, i grandi eventi che il Veneto fa da sempre, dalla regata storica alla partita a scacchi di Marostica. Facciamo un grande sistema compreso piste ciclabili, elicotteri, cavalli, carrozze, camion, auto, perché in quei mesi ci sarà un grande afflusso di pubblico dal mondo, si apriranno le luci sull'Italia. Il Veneto vuole giocare la sua parte e vogliamo spiegare al mondo perché abbiamo così tanti amici. E noi consigliamo, volendo rivolgermi alle aziende, di prendere contatto con le proprie associazioni per questa cosa e forse anche di immaginare nel periodo, e questa è un'idea ma che lascio poi alla disponibilità di ognuno, di fare la propria convention aziendale probabilmente in quel periodo, perché sarà un periodo in cui le persone verranno volentieri in Italia per il motivo che c'è l'Expo, per cui strumentalizziamo un po' l'Expo, facciamo venire i nostri clienti, i nostri dealer, i nostri agenti di commercio internazionali in Italia, facciamo un grande evento, ma organizziamolo adesso, perché fra un po' non ci saranno più le camere degli alberghi, non ci saranno più i pullman, e già che faccio la convention, probabilmente io stesso utilizzerò il portale per vedere che cosa faranno gli altri, per poter io stesso portare i miei clienti da altri miei amici. L'evento lo posso fare, stanno organizzando sfilate di moda con produttori di vino o di grappe, piuttosto che situazioni anche fatte in rete tra aziende, in maniera tale che l'evento diventi una festa in cui la manifattura e il prodotto nostro artigianale, industriale, agricolo diventi il vero protagonista dell'Expo. L'Expo, il Veneto ci sarà e sarà una grande sorpresa secondo me. Ecco, trasmette un entusiasmo incredibile da come lo racconta, proprio viene voglia di già immettersi. Ma abbiamo visto nelle riunioni le persone che hanno partecipato, abbiamo avuto sempre sale esaurite in tutto il Veneto, abbiamo girato molto per raccontare alle imprese e cerchiamo ancora adesso, anche con questo intervento che voi gentilmente mi fate fare, di raccontare alle imprese che c'è un Veneto assolutamente vivo, assolutamente positivo, e le imprese sappiano che questo per quanto ci riguarda è completamente gratuito. L'unica cosa che dovrà decidere l'impresa è costruirsi una propria cultura internazionale, magari rimettendo in discussione quella che già oggi, voi ricorderete che il Veneto è uno dei maggiori esportatori nell'area dell'Europa, però in questo Veneto l'umiltà è così forte che la gente si mette ancora più in discussione, cioè è questo il futuro, e gli imprenditori queste cose le capiscono, le sanno e hanno capito che la cultura di impresa internazionale è sempre più importante, per cui l'idea stessa di vedere un portale tradotto in 25 lingue, forse non ha senso tradurre in 25 lingue tutto, ma allora avrà senso forse anche per le singole aziende agricola piccola, domandarsi
quali sono le aree di interesse internazionale che potremmo avere. Allora si crea anche un livello culturale tra di noi, cioè io mi faccio delle domande e comincio attraverso anche l'associazione di categoria a darmi delle risposte. Ci sono dei mercati che mi possono accogliere meglio i prodotti, dove posso valorizzare di più il prezzo, dove la qualità del mio prodotto viene riconosciuta. Allora, mettendoci in rete, ascoltando, entrando in collaborazione, posso trovare anche non solo da vendere i prodotti, ma posso trovare dei dealer, posso trovare dei soci, posso addirittura trovare qualcuno che vuole investire nella mia azienda. Certo. L'Expo è una grande, come posso dire, opportunità anche per ripensare le nostre imprese in chiave proprio di sviluppo o di ricerca proprio di partnership, di attrazione di investimenti. Io devo mettermi un po' dalla parte sempre del diavolo, no? Che certo. Fa i puntigli. Ci sono due problemi: da una parte far rete, come lei ha sottolineato, fare sistema, che è un neo dolente, un nodo cruciale per quel che riguarda il sistema nord-est, perché far sistema è difficoltoso, e poi comunicare l'esistenza di un sistema. Lei lo sa benissimo, ci sono imprese che arrancano, che fanno il fai da te anche per andare all'estero, non delocalizzare ma anche internazionalizzarsi, non si mettono a conoscenza, non riescono a trovare gli appigli per trovare le strutture idonee. Ma in questo caso noi abbiamo pensato, ma siccome io credo che comunque sia un valore, cioè nel senso che se anche uno vuole fare da solo non deve essere demonizzato, anzi, ma come trovare gli elementi è molto semplice. Noi abbiamo diviso questo portale per argomenti, perché uno deve fare un evento già per conto suo, non è obbligatorio farlo con gli altri, decide lui di fare vedere la sua vendemmia, adesso faccio un esempio, no? Oppure ho una cantina vinicola, piuttosto che ho un prodotto, faccio dell'oro, faccio dei bracciali, decido di far vedere qualcosa di particolare, non so, faccio dei giocattoli, sono un negoziante di giocattoli, faccio in un giorno specifico dell'anno, apro il mio negozio e faccio vedere i miei giocattoli e spiego che sono atossici, faccio giocare i bambini, devo inventarmi, trovo due clown, faccio un'organizzazione, regalo qualche pastina, creo un primo evento, posso farlo da solo, posso trovare attraverso un sistema, perché ogni azienda poi ha il suo core business, può essere il prodotto, può essere il prodotto col servizio, possono essere una serie di cose di rarità, di esclusività, non è obbligatorio che sia con altri, ho detto che potrebbe essere con altri, ma non è detto. Siamo noi che facendo un percorso, io inserisco il mio evento in un percorso di coerenza. Se io per esempio faccio il vino e faccio l'evento della vendemmia, un altro, faccio un esempio, non so, un'enoteca invece fa l'assaggio del vino. Può essere che queste due cose saranno inserite separatamente, però dentro il percorso vino. Io sono un giapponese, mi interessa l'idea del vino, vado a vedere che cosa c'è e trovo che c'è uno che fa i macchinari specifici per, non so, dare il solfatto, piuttosto che un altro che ha un camion, un sistema di raffreddamento. Tutte le idee, tutte le vengono aziende, accorpate per percorsi, li chiamiamo noi, coerenti, in maniera tale che poi il giapponese che clicca e guarda, lui, il tour operator o il concierge di un albergo, perché anche il concierge dell'albergo a lui viene richiesto dall'ospite, c'è qualcosa da vedere di bello che non sia sempre la solita roba? Infatti. Allora lui potrà attingere da queste informazioni e dare, cosa succede? La navigazione all'interno sarà una navigazione normale come se fosse su Google, una roba del genere, dove tu clicchi per tuoi interessi, guardi gli eventi, guardi la spiegazione che ti viene data, e ecco perché tu devi decidere in che lingua vuoi darla oltre che all'italiano e all'inglese, se la vuoi aggiungere, e a quel punto puoi cliccare quell'evento se ti piace nel carrello della spesa, tu giapponese. E quindi ti crei una specie di percorso. Te lo carichi tutto, quando hai finito ti tieni i tuoi dati, schiacci ok e ti stampi questa cosa come promemoria tuo. Poi se vuoi vai su internet e vai a vederti i vari eventi. Alle persone che sono state cliccate arriverà in automatico da parte del sistema una mail dicendo guarda che quell'indirizzo, che sarà un indirizzo fra virgolette anonimo perché non si sa a chi fa riferimento, però ha guardato il tuo sito e l'ha cliccato come un evento interessante. Quell'azienda potrà scrivere a quell'email da subito, no? L'anno prossimo, dicendo guardi grazie che è venuto, noi già li ringrazieremo automaticamente come sistema Veneto di essere passati da noi, però anche la singola impresa su quell'indirizzo potrà fare marketing dicendo guarda che se vuoi venire anche prima noi ti aspettiamo, se vuoi venire anche dopo siamo sempre qua, se vuoi vedere un catalogo, se vuoi vedere qualcosa contattaci. Tutto questo si apriranno degli scenari completamente nuovi, ecco quello che diceva Zuccato, la nuova manifattura, cioè la manifattura quella che conosciamo, ma carica di retail, di servizio, di diritto internazionale, dobbiamo sapere quali sono le barriere doganali, quali sono le aree
prodotto per prodotto, di maggior appeal, di maggiore entusiasmo. Perfetto. Tutto questo, ci sarà la collaborazione massima del sistema Veneto, ripeto, la regione in primis, che ha assunto questo portale come il portale della regione Veneto. E che deve essere con ancora delibera aperto, fatta lo precisiamo. che deve essere istituzionalizzato, sì, ripeto, esatto. e sarà Zaia e sarà il Presidente farà, a dare perfetto. tutta l'organizzazione, e stanno lavorando sodo, devo dire. Ma anche tutte le associazioni di categoria che hanno la vicinanza diretta con i propri imprenditori, con i propri iscritti, che giustificheranno proprio, e ci sono nelle associazioni delle grandissime eccellenze, parlo all'interno delle organizzazioni per le strutture estero, che per cui possono essere realmente a servizio, e sono già oggi realmente a servizio delle aziende, perché noi dobbiamo vendere nel mondo, e il Veneto avrà un grande entusiasmo su questo, ce l'ha sempre avuto e potrebbe averlo Torniamo ancora. ancora su questo argomento, vediamo anche altri aspetti, pubblicità, pochi secondi, siamo sempre con voi.